L'Unione Europea ha liberalizzato i visti d'ingresso nell'area Schengen per i cittadini del Kosovo. Nei Balcani occidentali la produzione di energia elettrica da pannelli solari sta convogliando grandi investimenti. La quotidianità, le difficoltà e le speranze dei russi che vivono nell'Ungheria di Viktor Orban. La Bulgaria del poeta e scrittore Georgi Gospodinov, tra desiderio di futuro e rimpianto per il passato. Albania, non solo mare e spiaggia, il governo di Tirana sta modernizzando l'offerta turistica del paese che attrae molti italiani. It's the Council's position and no amendments, and therefore the Council position has been approved and the proposed act has been adopted. Con l'approvazione finale al Parlamento a Strasburgo, l'Unione Europea ha concluso l'iter che ha portato alla liberalizzazione dei visti per i viaggi brevi nell'area Schengen per il Kosovo. Un percorso tortuoso iniziato nel 2012 fra Commissione, Consiglio e Parlamento che ha visto tante battute d'arresto. Il Kosovo è l'unico Stato europeo, oltre a Russia e Bielorussia, ad avere questa restrizione. Dal 1 gennaio 2024 i cittadini del piccolo Stato balcanico, la cui indipendenza proclamata nel 2008 e riconosciuta dalla metà dei membri dell'ONU, potranno entrare nei paesi dell'area Schengen solamente con il passaporto per un periodo inferiore a 90 giorni, senza dunque dover più chiedere il visto. Especially for me it's like a second Independence Day. Per me è un secondo giorno di indipendenza, è il commento di una residente di Pristina. Ci dà l'opportunità di visitare il nostro continente, di viaggiare, di conoscere, aggiunge un altro abitante della capitale. Chiedere il visto non era affatto facile, anche se si viaggiava per lavoro, anche se solo per un fine settimana. Su 100.000 richieste depositate nel 2019, l'ultimo anno pre-pandemia, il 20% è stato rifiutato. I dati sono raccolti da schengenvisa.info, un portale di informazione nato nel 2013 a Pristina. There was so many fake information in this regard. C'erano troppe informazioni false sull'argomento. Per questa ragione un gruppo di giovani ragazzi e ragazze ha deciso di mettere su un progetto che fornisse informazioni precise su come ottenere il visto per i paesi dell'area Schengen. For the Schengen zone. L'esenzione avrà anche un impatto economico. And Kosovo citizens still have to apply for a visa. Per i cittadini del Kosovo la richiesta per il visto ha un costo di 80 euro e in aggiunta a questo si deve pagare una commissione a terze parti che svolgono la procedura e ancora ci sono la prenotazione di voli e alberghi. A volte tutto questo denaro è perso se la richiesta di visto è respinta. The visa application is rejected. La misura varrà in tutti i paesi dell'area Schengen tranne uno, la Spagna, che non riconosce l'indipendenza del Kosovo, non applicherà l'esenzione. Intanto il clima con la Serbia rimane teso. Non siamo contrari alla liberalizzazione in sé, ha detto il ministro degli esteri di Belgrado, Ivica Dačić, ma il riconoscimento è inopportuno perché il Kosovo, ha aggiunto, non ha rispettato gli ultimi accordi firmati a Bruxelles fra Belgrado e Pristina. Per la presidente della Repubblica del Kosovo, Vjosa Osmani, la decisione di Strasburgo ha rappresentato una vittoria per il popolo kosovaro, per la democrazia e per l'unità europea. In Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, tutti stati che con più o meno vigore chiedono di entrare nell'Unione Europea, la produzione di energia con pannelli solari è in piena espansione. Lo sviluppo di questo settore è però limitato dalla arretratezza delle reti di distribuzione elettrica. I governi sostengono il solare anche per evitare crisi ecologiche. A causa dell'uso del carbone per il riscaldamento e la produzione di elettricità, città come Belgrado, Skopje, Sarajevo o Tuzla sono tra le più inquinate al mondo. In Macedonia, negli ultimi 2 anni, sono stati costruiti parchi solari per una capacità produttiva complessiva di 139 MW. L'obiettivo è produrre fino a 300 MW di nuova energia solare entro la fine del 2023. Marko Bislimowski, presidente della Commissione statale per l'energia, è ottimista. Sono state rilasciate 160 nuove licenze per impianti solari con una capacità di 34 MW.
il che significa che dall'inizio del 2023 abbiamo costruito impianti della capacità totale di 139 MW. Questa capacità produttiva è equivalente a quella di una centrale idroelettrica. Le nuove centrali solari possono soddisfare il fabbisogno di 8 città. Prevediamo di costruire nuovi impianti e di intensificare la capacità di produzione. Gli elettrodotti e le centrali di trasformazione esistenti però non sono in grado di sostenere questo aumento di produzione che avviene soltanto nelle ore di luce. Il governo di Skopje ha deciso quindi di modificare alcune norme per favorire anche lo stoccaggio in apposite batterie dell'energia prodotta di giorno per poterla poi usare di notte. Un limite per la costruzione di nuovi impianti è anche la mancanza di operai e tecnici specializzati. Goran Paunov, proprietario di un'impresa che produce pannelli solari. Qualsiasi installazione fatta in modo non professionale può causare danni gravi. Questo è già accaduto. La domanda per l'installazione di pannelli solari è aumentata vertiginosamente anche a causa della crisi energetica. I lavori di costruzione di questi impianti devono però essere gestiti e controllati dallo Stato, altrimenti ci saranno errori che potranno causare incidenti con conseguenze estremamente gravi. Gli impianti solari si stanno moltiplicando anche in Bosnia ed Erzegovina. A Stolac il primo impianto solare è stato inaugurato 12 anni fa. Il sindaco Stjepan Bošković. Il nostro piano regolatore inizialmente prevedeva la possibilità di costruire centrali solari su 90 ettari di superficie. Oggi abbiamo pannelli su circa 300 ettari, di questi circa la metà nella zona industriale. Abbiamo previsto la costruzione su altri 140 ettari in modo da poter produrre con l'energia circa 600 megawatt. Nell'area di Stolac sono previsti investimenti per circa 550 milioni di euro. È una fisarmonica a dare il benvenuto ai turisti sotto al bastione dei pescatori nell'imponente castello di Buda, il Palazzo Reale, sulla collina di Budapest. La giornata è uggiosa, ma il via vai di visitatori è continuo, provengono da ogni dove. We come from Greece, the United States. Where do you come from? California, USA. I turisti cinesi, prima della pandemia, erano tantissimi, ora pian piano stanno riprendendo a viaggiare nell'Europa che è stata per loro off limits fino a pochi mesi fa. Quelli che invece è impossibile vedere letteralmente scomparsi qui a Budapest come in tutto l'Occidente sono i turisti russi. Lo sa bene Olga Zipkina, ha 40 anni, guida turistica di origine russa, arrivata a Budapest 7 anni fa, lei stessa da turista. Le sono bastati 10 giorni nella capitale per innamorarsene, della città certo, ma anche di un ragazzo, diventato poi suo sposo. Olga, storica dell'arte, con un ottimo inglese, ha messo in gioco le sue capacità e per un'agenzia di viaggi russa ha trovato facilmente lavoro. Quando la pandemia è finita eravamo tutti così felici che così tanti turisti finalmente tornassero a visitarci. Io ero piena ogni giorno, non avevo pace. È stato il periodo professionale più felice della mia vita. Tempi d'oro durati poco purtroppo, lo scoppio improvviso della guerra in Ucraina a febbraio 2022 ha bloccato ogni viaggio, ai russi non è stato più permesso di partire, a chi il russo lo parlava non aveva più piacere ad avere una guida che rappresentasse Mosca. Prima che la guerra iniziasse non c'era distinzione tra russofoni, a nessuno interessava sapere da dove venissero le persone, se dalla Russia, dalla Bielorussia, dall'Uzbekistan o dall'Ucraina. Loro parlavano russo, tu parlavi russo, non c'era differenza. Olga si è trovata improvvisamente senza lavoro, ma non si è scoraggiata e ha messo ancora una volta a disposizione le sue capacità, trasformandosi da guida turistica a guida umanitaria al servizio dei rifugiati.
Ho deciso che avrei aiutato le persone a trovare i biglietti dei treni o dei bus per andare dove loro desideravano andare. Germania, Italia, Polonia, Spagna, Francia. E poi, quando l'emergenza degli arrivi si è calmata, ho deciso di fare tour gratuiti a chi invece aveva deciso di rimanere. Ho mostrato loro la città, ma ho anche spiegato come usare i mezzi pubblici, dove acquistare gli abbonamenti e insomma tutte le cose basilari per sentirsi a casa anche qui e non pensare alle cose brutte della guerra. Incuriositi le chiediamo se in quanto russa ha problemi a vivere qui. No, assolutamente. È interessante però che in Russia molti miei amici mi chiedano continuamente se io mi senta in pericolo in quanto russa, se per me è pericoloso uscire per strada, se è pericoloso parlare russo. La verità è che loro sono bombardati dalla propaganda. Onestamente io non ho mai sentito alcuna paura a vivere qui solo perché sono russa. Olga non torna in Russia da quando la guerra è scoppiata, le manca casa e non nasconde la commozione per la tanta sofferenza che la guerra sta portando. Quando ho iniziato a scrivere questo romanzo ancora non sapevo cosa sarebbe successo, non c'erano stati né il Covid né la guerra, ma l'impressione era di essere arrivati a una soglia temporale giunti alla quale, volenti o nolenti, si inizia a ritornare indietro. Perché il passato ritorna e siamo davvero condannati a riviverlo? Nell'Europa ripiombata all'improvviso nel XX secolo, dove il futuro appare talora come una chimera, lo scrittore bulgaro Georgi Gospodinov racconta di come singoli individui e intere società oggi aspirino a tornare a un passato idealizzato che si crede sia stato migliore di quanto sia il presente. In questi ultimi anni è come se il tempo avesse inceppato il meccanismo con cui procede in avanti. Abbiamo perso la prospettiva verso il futuro e allora l'atteggiamento più umano è quello di cercare rifugio nel passato, in una sorta di rimpianto malinconico. Non la definirei nostalgia, perché questa parola indica la voglia di ritornare a un luogo che abbiamo lasciato e che ci manca. Qui si tratta invece di un sentimento che riguarda un preciso momento della nostra vita. Io la chiamo piuttosto cronalgia, il desiderio struggente per un tempo che non tornerà. Su questi presupposti si basa Cronorifugio, il romanzo con cui Gospodinov 2 anni fa vinse il premio Strega europeo. Un bizzarro viaggiatore del tempo inaugura una clinica del passato dove accoglie quanti hanno perso la memoria per aiutarli a riappropriarsi dei loro ricordi. Ma la prospettiva di un confortevole rifugio dal presente finisce per allettare anche chi è perfettamente sano. Nel libro ipotizzo che a ciascun paese venga data la possibilità di tornare tramite referendum a una specifica epoca del proprio passato e che la Bulgaria scelga il tardo comunismo degli anni '80. Curiosamente, un'agenzia demoscopica ha posto lo stesso quesito all'opinione pubblica bulgara di recente e la maggior parte dei miei concittadini ha detto che vorrebbe tornare proprio a quel periodo che molti ritengono essere stato il migliore per il nostro paese, ma è una visione distorta. In realtà gli anni '80 furono un periodo oscuro. Chernobyl e la paura nucleare, il regime comunista che qui in Bulgaria perseguitava gli oppositori e che cercò di deportare la minoranza turca, il debito pubblico era esploso, nei negozi scarseggiavano i generi di prima necessità, mancava addirittura l'elettricità. Fu un periodo di grande penuria materiale. Anche la guerra in Ucraina per Gospodinov è effetto di questa cronalgia. Putin vorrebbe riportare la Russia a un passato da grande potenza, ma la resistenza degli ucraini dimostra che i popoli non si possono ricacciare nello scantinato della storia. Questa guerra è profondamente legata al concetto di tempo. Sul terreno si stanno confrontando due alleanze, non solo militari ma anche temporali.
Da una parte un'alleanza novecentesca che vuole ricostruire un mondo del passato, dall'altra un'alleanza di cui fanno parte paesi come l'Ucraina che a quel passato non vogliono mai più tornare. È un conflitto tra due dimensioni temporali divergenti, tra due visioni diverse del nostro futuro in Europa. E qui entra in gioco la propaganda. Continuiamo a ricadere nel XX secolo perché è da lì che ancora la gran parte di noi proviene. Siamo novecenteschi a livello quasi fisico oltre che mentale e ciò è fonte di nostalgia o, come dicevamo, di cronalgia. È su questo che fa leva la propaganda. Il messaggio subliminale è: ricordi quando eri giovane? Ricordi quante speranze avevi? Se vuoi tornare a essere giovane, allora bisogna ritornare indietro, al XX secolo. Si mischiano insieme nostalgia personale e sovrastruttura politica e il rischio sta tutto qui, perché il passato di una persona non può mai ritornare, mentre quello politico-ideologico in certi casi sì. Spiagge incontaminate, mare cristallino e paesaggi mozzafiato. Le due sponde si assomigliano e quasi si sfiorano in quei 71 chilometri che dividono Otranto da Valona. Italia e Albania non sono mai state così vicine. A creare un ponte tra i due paesi oggi è soprattutto il turismo. Gli italiani che scelgono di trascorrere una vacanza nel paese delle Aquile sono sempre di più. Mediamente su 10 preventivi 8 sono per l'Albania. Ormai è la destinazione del momento, anche per i costi, per i collegamenti, per tanti collegamenti che ci sono da Bari, da Brindisi, da Ancona, quindi la gente può decidere quando e come vuole per andare in Albania. Traghetti giornalieri per Valona e Durazzo, ma anche voli diretti per Tirana, disponibili da una decina di aeroporti. A Bari abbiamo incontrato diversi passeggeri in partenza per visitare la capitale e spostarsi nelle altre località. A Tirana e non solo, mi muoverò da lì, ho 5 giorni di tempo per visitare, penso almeno Valona, ma forse anche Scutari. Ho sentito parlare di Saranda, Tirana, Durazzo, sono belli posti, dove ci sono spiagge comunque. Facciamo 2 giorni su a Tirana, Valona, altri 2, Saranda e poi Durazzo, una settimana in pratica. È andato mio figlio e si è trovato bene e lui ci ritornerà appena rientriamo noi, dunque andiamo a vedere di persona. Stiamo andando a Tirana per una cura dentale. E approfittate per fare un po' di vacanza? Certo, saranno 5 giorni, spero belli. Protesi dentali e giocate al casinò contribuiscono ad incrementare un flusso che sta diventando sempre più consistente anche grazie a tariffe decisamente competitive. Economicamente è sicuramente conveniente e questo ci sta già facendo moltissima concorrenza. Albergo un 200 euro una settimana, 210. Abbiamo affittato anche la macchina con 25 euro, comunque te ne esci, cose che in altri paesi non spendi questa cifra. Quanto costa una settimana a giugno? A giugno, compreso di traghetto, un albergo 3-4 stelle si aggira più o meno intorno ai 350, massimo 400 euro. Convenienza ma anche storia, arte e accoglienza, con il governo che apre le porte ai paesi vicini puntando su un unico dicastero in cui far convergere ambiente e turismo. L'ambiente va difeso e non sfruttato. In questo contesto la responsabilità è molto grande. Il governo albanese, alla ricerca di un equilibrio, ha unificato entrambi i settori, ambientale e turistico, in un portafoglio, sia per sviluppare il turismo in modo stabile, sia per tutelare l'ambiente in quanto non solo una ricchezza naturale straordinaria, ma anche una risorsa per un'offerta diversificata di turismo. Da nord a sud, dal litorale all'entroterra, percorsi e itinerari a partire da quelli più collaudati. La zona più gettonata è Saranda e Ksamil, che è a sud di Saranda, sono a 10 km più o meno da Saranda. E la zona, diciamo la seconda zona è Valona. Ci sono ancora delle zone da scoprire? Sì, ce ne sono tante. Dermi, Borș sono zone
dove purtroppo non c'è nulla, ci sono pochissimi alberghi, ci saranno 4-5 alberghi, non di più.